intervento di circa 280 milioni di euro all'interno della programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 che riguarda il tema dell'inclusione sociale, che ovviamente è molto ampio. Questo intervento riguarda specificamente l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La Giunta regionale ha approvato un piano di circa 20 milioni di euro, quindi un piano molto importante che prevede strumenti diversi, alcuni strumenti consolidati, altri strumenti nuovi su cui stiamo lavorando, ed è per quello che insieme a Veneto Lavoro abbiamo lanciato questa campagna di comunicazione per far conoscere di più agli operatori e alle aziende le opportunità che ci sono, dai contributi per l'adattamento del posto di lavoro agli incentivi per l'assunzione delle persone con disabilità, ai voucher rafforzati, quindi uno strumento di politica attiva che comprende il tirocinio, la promozione, l'accompagnamento, al favorire il passaggio di persone che lavorano nelle cooperative sociali tipo B a un'assunzione persone azienda, quindi un pacchetto di interventi molto ampio, ovviamente con l'obiettivo fondamentale di includere queste persone nel mercato del lavoro, sia per motivi tipo sociali ma anche di tipo economico, perché effettivamente poi l'inserimento in un'azienda serve anche all'azienda, non solo alla persona con disabilità.